Ciao amici, in questo viaggio vi porteremo a visitare uno dei più bei borghi d'Italia che si trova in Sardegna, nel Golfo di Rosei, si chiama Dorgali. Seguiteci. Nel 1927 il comune di Dorgali viene trasferito dalla provincia di Sassari a quella di Nuoro. Consideriamo Dorgali appartenente alla Barbagia di Ollolai, sebbene è un grande borgo posto alle falde del Monte Bardia di 882 metri. Durante la festa di San Pantaleo non può mancare mai lo spuntino tipico dorgalese. Questa è la lavorazione del pane carasao a Dorgali. A Dorgali quasi tutte le famiglie hanno una corte interna che una volta l'anno, per la festa delle corte aperte, viene aperta al pubblico.
Questo è il tipico costume dorgalese che può essere usato anche per il giorno del matrimonio. Non mancate di visitare la grotta di Spinigoli. Questo è il porticciolo di Cala Gonone nel periodo estivo dei battelli che accompagnano a visitare le più belle spiagge del Golfo di Rosei. Il popolo dorgalese è molto generoso, può capitare che durante una festa ti offrono i loro prodotti, come ad esempio un bicchiere di vino Cannunao. Con queste immagini vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!
Ciao amici, in questo viaggio vi porteremo a visitare uno dei più bei borghi d'Italia che si trova in Sardegna, nel Golfo di Rosei, si chiama Dorgali. Seguiteci. Nel 1927 il comune di Dorgali viene trasferito dalla provincia di Sassari a quella di Nuoro. Consideriamo Dorgali appartenente alla Barbagia di Ollolai, sebbene un grande borgo posto alle falde del Monte Bardia di 882 metri. Durante la festa di San Pantaleo non può mancare mai lo spuntino tipico dorgalese. Questa è la lavorazione del pane carasao a Dorgali. A Dorgali quasi tutte le famiglie hanno una corte interna che una volta l'anno, per la festa delle corte aperte, viene aperta al pubblico.
Questo è il tipico costume dorgalese che può essere usato anche per il giorno del matrimonio. Non mancate di visitare la grotta di Spinigoli. Questo è il porticciolo di Cala Gunone nel periodo estivo dei battelli che accompagnano a visitare le più belle spiagge del Golfo di Rosei. Il popolo dorgalese è molto generoso, può capitare che durante una festa ti offrono i loro prodotti, come ad esempio un bicchiere di vino Canunao. Con queste immagini vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!